Faccio due parole io. Il Popolo della Libertà vuole essere con Angelo Tabaro protagonista del cambiamento amministrativo a Portogruaro. Per questa ragione ci stiamo impegnando fortemente. Quello che si è visto sui giornali, l'enfasi su differenze ipotizzate fra le liste, fra gli uomini, fra le persone che compongono questo progetto politico, a mio avviso è un errore, è uno sbaglio. C'è un progetto comune, unitario, forte, sicuro, che vuole dare a Portogruaro una nuova amministrazione, vuole dare a Portogruaro il cambiamento. Stiamo lavorando su un programma amministrativo che in buona parte è quello della piattaforma programmatica che abbiamo elaborato qualche mese fa, ma che per forza di cose noi vogliamo allargare, ampliare, migliorare con il contributo di tutti. Il nostro è un progetto aperto, questo è stato ricordato prima, mi piace sottolinearlo, è un progetto politico aperto ai contributi di più soggetti, di più persone, e sono convinto che proprio questo diventi un punto di forza della nostra competizione elettorale. Sono convinto che Angelo Tabaro sia la persona giusta per Portogruaro e su questo c'è il nostro impegno massimo, quindi ritengo che tutti quanti noi potremmo tra qualche mese festeggiare il cambiamento amministrativo tanto atteso da questa città. Abbiamo chiesto ad Angelo alcuni impegni programmatici. Prima di tutto per noi è importante il tema della crescita che io definisco crescita demografica, quindi urbanistica. Dobbiamo affrontare il tema del nuovo piano di assetto del territorio, quindi abbiamo uno sviluppo urbanistico che va modellato, dobbiamo poter modellare il futuro di Portogruaro. Crescere per noi è importante, quindi dicevo crescere dal punto di vista demografico, crescere dal punto di vista economico, crescere dal punto di vista sociale, culturale ed infine politico, perché l'obiettivo ultimo di questo percorso è quella di una riaffermazione della leadership di Portogruaro nella Venezia orientale. Dobbiamo restituire a Portogruaro il suo ruolo leader su questo territorio e per farlo però sappiamo che dobbiamo passare attraverso alcuni anni di buone politiche amministrative qui nel comune di Portogruaro. Io ricordo a tutti che noi non stiamo ragionando solo sui 5 anni, ma vogliamo traguardare un orizzonte temporale che va sui 10 anni. Il respiro che noi diamo alle nostre idee, alle nostre proposte amministrative, alle nostre proposte politiche è un respiro più ampio e come vi dicevo deve almeno traguardare i 10 anni. Il tema della crescita dunque sarà un tema essenziale, fondamentale, è in campagna elettorale, è nel confronto politico, è nell'impegno amministrativo che noi ci aspettiamo da parte di Angelo Tabaro, da parte del nostro candidato sindaco. Detto questo, invito tutti quanti a stare uniti insieme a noi, a tutti gli amici, gli simpatizzanti, gli iscritti che vedo qui presenti quest'oggi. Ci aspetta una battaglia importante, siamo con una metafora calcistica al golden goal. Noi quel gol lo vogliamo segnare, però per poter realizzarlo, questo obiettivo, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti quanti voi e ci aspettiamo di avervi vicini, numerosi, come ci avete dimostrato in tutti questi mesi, in tutti questi giorni. Grazie.